Ci troviamo a Follo, vicini al centro storico di Mel, in un'area campestre bagnata dalle acque del Piave e del suo affluente Terche. Il toponimo riconduce alla follatura della lana, caratteristica attività degli abitanti di questo luogo suggestivo. Introdotta da un rasserenante sagrato, la chiesa di San Gottardo e Santa Maddalena racchiude un patrimonio di arte, storia, fede e profonda devozione. In facciata è conservata la data di costruzione, 1477. Alla nostra sinistra ci troviamo di fronte a uno spaccato di paradiso, una splendida teoria di 8 santi affrescati nel XV secolo da un artista ignoto, il maestro di Foll. Tra loro non possono mancare certamente San Gottardo e Santa Maddalena, titolari della chiesa. L'ultima parte della facciata è dominata invece dalla drammaticità di un Cristo grondante sangue. Pregevole il paliotto del 1748 con al centro San Gottardo Vescovo, felicemente inserito in un ambiente che ci riporta all'esterno. Ma prima di uscire alziamo lo sguardo e soffermiamoci sulle tante grucce lasciate come ex voto a San Gottardo dai numerosissimi pellegrini che qui si sono sempre raccolti in preghiera per invocare la grazia del santo contro le sofferenze della gotta o di altre malattie alle gambe o ai piedi. Ricolmi di bellezza e fede, ritorniamo all'esterno, cullati dal rumore delle acque. Un agrimensore a corte, scolpito per sempre in una lapide del periodo imperiale di Roma, sul muro esterno della chiesa di San Valentino. Sulla parete del palazzo di fronte è evidente la scritta «Privative coloniali», a ricordo di un altro periodo della storia nazionale. Fonti storiche in una piazza che ha sempre festeggiato San Valentino, il santo degli innamorati. L'8 agosto del 1498 Antonio Rosso, cadorino, ma da 4 anni a Mel, rende onore al santo e ai committenti, affrescando come ex voto la Madonna con il bambino in trono tra San Valentino e Sant'Agata. Un'opera che sarebbe rimasta nascosta se i danni di un fulmine alla fine dell'Ottocento non l'avessero svelata da un affresco realizzato nel 1533 da Giovanni, figlio di Antonio Rosso, con gli episodi della vita di San Valentino, di cui si possono immaginare le scene leggendo le iscrizioni che si sono conservate. Il miracolo della vista della figlia cieca del prefetto e il martirio per decapitazione di San Valentino. Anche Marco, figlio di Antonio e fratello di Giovanni, pittore sicuramente affermato, volle essere presente nell'iconografia di questa chiesa. Nel 1548 affrescò la santa protettrice degli occhi, Santa Lucia, con in seno la palma e in mano il simbolo del suo martirio. Sulla parete a nord la rappresentazione dell'Ultima Cena, oggi lacunosa, di un artista anonimo che ha lasciato anche un lacerto della Crocifissione, il più grande dono d'amore.